Oggi la canzone napoletana ed il cantare in napoletano è portato avanti da tanti interpreti per l'Italia e per il mondo. Ma chi erano gli interpreti del secolo scorso? Scopriamolo insieme. Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Parleremo dei cantanti delle gloriose audizioni di Piedigrotta e dei festival di Napoli. Dei cantanti conosciuti grazie ai vinili a 78 giri e le copielle, fino ai programmi radiofonici e televisivi nazionali. Per intenderci, l'internet dell'epoca. Parleremo dei cantanti nati tra il 1900 e il 1965. Perché queste date precise? Perché prima del 1900 non esistono registrazioni audio e dopo il 1965 la canzone napoletana ha perso un pochino la sua continuità, forse grazie ad una globalizzazione commerciale e discografica. Qualcuno potrà dire ma non li conosciamo, ma se non ve ne parlano come potete conoscerli? Questa puntata è dedicata alla diva del caffè Chantà, Elvira Donnarumma. Di origini umilissime, Elvira Donnarumma nasce a Napoli il 18 marzo del 1883. Tranne poche lezioni impartite dal maestro Daniele Napolitano, la sua formazione artistica è frutto di esperienza e di una lunga gavetta, avendo come modello di riferimento la stella del varietà Emilia Persico. La Donnarumma, definita a Capinera napolitana, per aver lanciato il brano Capinera, inizia ad esibirsi fin da bambina nella birreria dell'Incoronata, accompagnata dal suo maestro e futuro fidanzato, Alberto Montagna. Passa poi al Teatro Petrella e, nel 1894, a 11 anni, debutta al Circolo del Varietà, dove ottiene un'ottima critica da parte della stampa. In seguito, scritturata dai fratelli Resi, si esibisce al Teatro Eden. Il grande successo arriva nel 1908 all'Olimpia di Roma, dove per la prima volta il suo nome compare sul cartellone, indicandola come vedette della serata. Da questo momento il successo la accompagnerà ininterrottamente lungo tutto il percorso della sua carriera. Pur non rientrando nei canoni di bellezza delle dive del tempo, essendo bassa di statura e leggermente rotondetta, riesce comunque, con i suoi occhi brillanti e con la sua simpatia contagiosa, ad attirare su di sé una grande attenzione. Matilde Serao amava assistere alle sue interpretazioni. Ha sempre affidato la sua esibizione alla voce. Si presentava sul palco da donna del popolo, con un costume semplice. Il resto lo facevano la sua sensibilità, il suo saper porgere il giusto significato del testo, con raffinate sfumature espressive, che sapevano conquistare il pubblico. Il suo repertorio va dal genere brillante al genere melodico, senza mai cimentarsi nella macchietta e nella canzone di giacca. Nel 1908, con la Phonotype, incide Tarantelluccia, Suoni Fantasia e Suon Sonnata. Dopo il 1910, molti editori stampano la foto dell'artista sulle copertine delle raccolte di Piedigrotta, per assicurarsi un numero maggiore di vendite. Il 21 e 22 agosto del 1913, al Teatro Miramar, va in scena la Piedigrotta Polyphon e la Donnarumma è l'unica interprete di quella manifestazione. Esegue in 2 spettacoli al giorno ben 40 canzoni. Si tratta di un grande trionfo per l'artista. Nel 1920-21 debutta al cinema, nel film Santa Lucia Lontana, diretto da Gilberto Colombari. Nel 1932 tiene il suo ultimo concerto al Teatro Eden, dove interpreta in modo magistrale L'addio di Libero Bovio e Nicola Valente. Si ritira in una piccola casa del Corso Garibaldi di Napoli e a causa di un tumore al fegato muore il 22 maggio del 1933. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Per chi ne ha fortuna, vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per conoscere ulteriori particolari su quest'artista, vi invito a leggere il libro Le dive del fonografo del 2021. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. Meno male che c'è internet.
E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. L'interpretazione potrà sembrare un po' diversa rispetto a quella attuale, ma questa è la forma originale degli interpreti dell'epoca. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Stateva buona!